Se Venezia è notoriamente un luogo di incontro da sempre di culture, di cibi, di parole, di persone, il Canaiasso è il paradigma di tutto questo, perché contiene tutte queste storie ed è possibile quindi percorrendolo ripercorrere le storie di Venezia e la storia. Sulle rive del Canaiasso, come i veneziani chiamano affettuosamente la via d'acqua più imponente della città, il Canal Grande, palazzi e monumenti rivelano ad un occhio attento segreti, aneddoti e curiosità, particolari, a volte vistosi, a volte quasi impercettibili, complice un pizzico di immaginazione, ci conducono nel passato della Serenissima. Su Ca' Barbarigo ci sono oggi solo dei lacerti di affreschi, ma la città tra 5 e 600 era completamente affrescata. Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Palma il Giovane. Venezia era una festa di colori. E siamo arrivati a Palazzo dei Camerlenghi, il Palazzo dei Cinque Lati. Da ognuno di essi si può vedere il Canal Grande. Esatto, siamo poi a un passo da Rialto e questo palazzo, al di là della curiosità sulla sua edificazione, nasconde anche un altro piccolo segreto. Dopo un primo tentativo trascorrono alcuni decenni e nessuno crede più che verrà costruito un ponte di pietra su quest'ansa del Canal Grande. Quando viene affermato che ciò si farà sul finire del Cinquecento, il RAS del mercato di Rialto viene sentito esclamare «Ah, quel giorno vorrà dire che mi crescerà un'unghia tra le gambe», al che la comare del banco di fronte dice «E a me lì divamperà un fuoco». Ecco, detto fatto, la Serenissima fa costruire il ponte di Rialto e per rendere visivamente plastica, ecco, il fatto che manteneva le promesse, fa scolpire questa immagine di uomo che ha una inquietante escrescenza, insomma, proprio lì, e invece poco lontano abbiamo una signora che si lamenta molto perché tra le gambe le divampa un vivace focherello. Uno scrigno di interni sontuosi con le sale affrescate dal Tiepolo è Palazzo Labia. I Labia furono una famiglia associata al patriziato molto tardi, ricchissima, sfarzosissima, e nel corso del Settecento si racconta questo: Marco Labia dà un ricevimento per 40 gentiluomini, conclusa la quale fa prendere tutte le posate alle suppellettili d'oro e le fa gettare nel canale sottostante, dicendo «le abbia o non le abbia, sarò sempre un Labia», anche se poi le malelingue dicono che aveva fatto stendere preventivamente una rete sul fondo per poterle recuperare nottetempo. Tra palazzi lussuosi e dimore incompiute per ripicca o problemi di finanze, anche le pietre parlano e raccontano. All'ex traghetto di San Felice, una grande pantegana con una data, il 1644, che è molto vicina a quel 1630 che vide Venezia colpita dalla peste. All'epoca non si sapeva però che era la pulce del ratto a portare il morbo, ma Venezia mise in campo delle soluzioni davvero avanguardistiche. I lazzaretti, che sono una creazione veneziana, e la fede di sanità, che era un documento, era il Green Pass dell'epoca, che permetteva alle persone sane di muoversi liberamente. Storie e aneddoti attinti anche dalla tradizione orale, raccolti in un libro ristampato a 15 anni dalla sua prima edizione, una guida che al pari di un'imbarcazione ci conduce alla scoperta di un'altra Venezia, lungo la strada più bella e più famosa del mondo. Le storie salveranno Venezia? Ci mettiamo un punto interrogativo. Di sicuro ci aiutano a conoscere la storia sotto un'altra prospettiva.